Hai ripreso? Boh, mi faccio vedere in velocità gli spinnerini, trave da 25 cm, White Gape, Kamakura, che vabbè ormai con tutti i pesci che abbiamo preso non è più Kamakura, però bello appuntito, microgirellina, bait floss e bilanciate del 16, ABA. Sono partite tutte e tre così. Poi mi è partita anche con una 24 mm con chicco di mais, mi è partita anche con la pop-up, tutto ABA ovviamente. Adesso andiamo a calarle insieme e diamo una pasturatina anche. Queste sono le nostre ABA, sto pasturando con queste, col Cobra, adesso vi faccio vedere. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I got. Boh, siamo entrati in pesca con tutte e tre le canne, abbiamo mantenuto 2 spot, invece la canna centrale l'ho spostata e non so, ho voluto cercare un altro spot perché comunque l'over 20 è uscita sull'acqua profonda dove c'era più acqua, quindi ho provato a mettere un'altra canna su uno scalino che avete visto anche voi, insomma, che fa 12 metri, 13 metri, 14 metri, insomma su quello scalino lì, che è l'ultimo, laggiù, prima del fondo, prima del piattone, diciamo. Poi ovvio, là in mezzo fa 20 metri, però va giù molto lineare. Dopo questi 2 scalini che abbiamo qui, che fa tipo 6 metri, 10 metri, e poi c'è il secondo scalino che fa 10 metri, 14 metri. Io sto pescando su quello scalino là, 10-14, poi da 14 in poi va giù molto lineare fino a 20 metri. Sicuramente i pesci mangiano anche là, però insomma voglio provare così, dato che l'over 20 è uscita su quello scalino lì di 10-14 metri, ci ho messo un'altra canna e ho dato una bella pasturata sto giro perché voglio comunque fare tanto pesce, oggi c'è bello. E chissà, magari facendo tanto pesce riusciamo a prendere anche un'altra big. E lunedì facendo tanto pesce è uscita la big e quindi vediamo. Ieri c'era brutto tempo, poi abbiamo provato con inneschi molto grandi per provare a selezionare, ma niente di che, ecco, niente di che. Quindi col tempo che ci dà una mano e con la tanta pastura, pesci saltano, ho dato una scandagliata veloce, li ho visti col dipper, quindi insomma dai, sembra che l'attività ci sia già. Adesso secondo me è tempo che le palline entrino in pastura, secondo me iniziano a partire già da subito. Ogni partenza vediamo, insomma, la canna che ho pasturato col Cobra direi
che ogni partenza ci scopro circa 8, 9, 10 palline. Invece le canne qua che ho pasturato con cucchiaione direi di non pasturarle, o magari pasturarle ogni 2 pesci. Ogni 2 pesci buttare qualche pallina e vedere come reagisce il pesce, perché comunque, come avete visto, ho pasturato abbastanza proprio per fare una sorta di fondo in modo da portare sotto tanto pesce, quindi non un pesce alla volta, in modo da cercare di portare sotto anche quelle grosse. Insomma, vediamo come va. Ho ricalato 3 bilanciate del 16 ABA e se mi partono tutte e 3, tutti i pesci piccoli, ho già pronte le palline del 20 in modo da fare un omino di neve 20-16, una 20 con chicco di mais, una 20 singola, una doppia del 20, insomma proviamo un po' a variare in modo da selezionare un po' il pesce. Che dire, come ho detto è mercoledì, c'è un bel sole, tira un po' l'arietta, dai, promette bene. Abbiamo tutto oggi, tutto domani e purtroppo metà giornata venerdì e poi torniamo. È passata 15 minuti, 20 minuti da quando ho fatto la clip, che ho messo giù il telefono. Ce l'hai. Dai. Adesso la rilasciamo. Bel pesce. Vediamo se mi scappa, se riesco a tenerla per fare una foto. Sì, questo è un bel fish. Ci siamo ragazzi, ormai 30ª carpetta, tutte abbastanza piccole tranne quella over 20 che abbiamo fatto, una 19, una 17, una 15 e le altre tipo 20 pesci così, da 10, 11, 12 e vabbè dai, però stanno bene, combattono un sacco.
belle belle. Adesso andiamo a rilasciarla. Ragazzi, che dire, in un momento di calma, perché era qualche ora che non vedevo pesce, ho dato una scobrata e sono partite tutte e tre, tripletta. Per fortuna le abbiamo prese tutte e tre. Abbiamo i retini, con 3 pesci. Bello, tripletta. Non sono pesci grossi, però insomma, combattimenti sempre belli tosti e soprattutto non c'ho più canne sul pot, quindi sicuramente quella scobrata in più di Aba e Manu, riprendilo, ci ha portato fortuna che ci è venuto a trovare. Adesso dai, cerchiamo di slamarle, ve le facciamo vedere se non scappano, perché di solito mi scappano sempre, quindi ve le facciamo vedere una a una, dai. Questa non c'ha più lama. Questa non c'ha più l'amo. Quindi ragazzi, tripletta, niente, ce le abbiamo. 3 specchiotte. Non riuscirò sicuramente a fare una foto con tutte e 3. Tripletta, ragazzi. Questa è piccolina e questa un po' più grande. E poi un'altra un po' più scura, sempre piccoline, però mica, che combattimenti. È impossibile, dai. Insomma, ci divertiamo, ci stiamo divertendo. Bello. Rilasciamole, dai. Ci siamo, ragazzi, abbiamo ricalato le canne dopo la tripletta ed è partita anche una bella specchi, quasi full scullet. Che bella, che pesci che ci sono qua dentro, eh. Ci siamo, ragazzi, adesso mangiamo anche noi. Dopo tutto il pesce di oggi tocca a noi. Linguine al sugo, polpette, top. Ci siamo, ragazzi, giovedì mattina, subito ci siamo svegliati, la notte è passata tranquilla. Di notte non stiamo prendendo niente, strano, però comunque è un lago dove ha bisogno di starci dietro, questo, dove ha bisogno delle scobrate, della pasturata, della ricalata, e quindi di notte non standoci dietro sicuramente non partono. Infatti stamattina, appena abbiamo ricalato, appena abbiamo pasturato, sono arrivate subito, dopo 20 minuti. Un'altra specchiotta delle solite, adesso mi scapperà subito, però sempre una delle solite, bellina. Aspettiamo, vediamo se anche oggi, facendone tante, arriva qualcosa di grosso. Stamattina abbiamo subito preso un altro pesciotto, purtroppo la taglia non si sta alzando. Lunedì abbiamo fatto subito dei bei pesci, tra cui anche l'over. Chissà, sicuramente l'innesco piccolino o la bilanciata piccolina del 16 Aba non fa tanta selezione. Comunque ho improntato la pescata così, dato che erano 5 giorni di sessione, volevo divertirmi, fare tanto pesce, e poi magari facendo tanto pesce qualcosa di bello scappava fuori. Così è stato, però ne aspetto un'altra. Sicuramente beccando il punto buono, che magari riusciamo a capire se è un punto buono, appunto pescando piccolo e vedendo di fare tantissime partenze su quello spot,
Quindi una volta che capiamo che lì mangiano, che lì c'è un punto di passaggio, che lì comunque le carpe si fermano a mangiare, si può provare magari a diminuire la pastura e cambiare l'innesco aumentando appunto le dimensioni. Ci ho provato, non costantemente, però ho provato comunque a mettere degli omini di neve, delle singole del 24 e o vedevo poche partenze o una o due, quindi cioè, o non vedevo proprio partenze o ne vedevo una o due senza selezionare la taglia. Quindi insomma, per evitare di mangiarmi delle ore di pesca e continuando comunque a fare tanto pesce, a divertirmi, ho continuato sulla mia strada con le bilanciate del 16, ma non vuol dire che trovando gli spot appunto con degli inneschi più piccoli, poi aumentando la dimensione dell'innesco, diminuendo la pastura, magari fai meno pesce, ma magari qualcosa di bello, qualcosa di più bello magari lo vai a prendere. Quindi va molto in base a come uno impronta la pescata. Sicuramente bisogna trovare il punto buono, bisogna beccare i 2 scalini, bisogna beccare qualche striscia di ghiaia, qualche panettone che appunto lungo questa sponda qui c'è. Quindi una volta beccato gli scalini, una volta beccato queste strisce, sicuramente si può provare a fare un po' di selezione, ovviamente vedendo meno partenze. Alla notte non stiamo vedendo nulla praticamente. Abbiamo preso un paio di gatti e sul fruttato senza pasturare a pellet, quindi mi immagino buttando giù dei sacchettini di pellet e pescando con una base pesce, spezie. Sicuramente uno va a prendere più pesci gatto e danno fastidio. Però di notte praticamente zero carpe, sera barra notte praticamente zero carpe. C'è da dire che la prima notte abbiamo buttato giù delle doppie del 24, la seconda notte praticamente uguale, in più pioveva. Stanotte invece ho buttato giù degli omini di neve 20-16 e delle doppie del 20, però non pasturando, magari la carpa non è arrivata. C'è da dire che ci sono tanti pesci qua, quindi uno magari può buttare giù qualche pallina in più per la notte, ma se prima di andare a dormire, prima di mangiare, prima di cenare, insomma fai quei 4-5 pesci, sicuramente ti svuotano lo spot. Quindi se poi di notte uno non ripastura, non ne hai di pastura giù, quindi la carpa magari passa e se ne va. E niente, comunque qua c'è tanto fondo e quindi uno può decidere comunque un po' come pescare, se in poca acqua, quindi stando molto marginale. Però c'è un po' da rischiare stando tanto marginale, perché ci sono degli scalini pronunciati, c'è qualche ramo, c'è un po' da rischiare. Se no uno va a beccare gli scalini, ci sono dai 6 metri fino ai 20 metri d'acqua là in mezzo al lago. Io massimo che sto pescando è 14 metri e 12-14 metri quello scalino lì, e stiamo vedendo tanto pesce su quello scalino lì. È sicuramente comodo avere quegli scalini qua abbastanza corti, perché lanciando a 30-40 metri riesci già a beccare tanto fondo e quindi puoi pasturare col cucchiaione senza lanciare il sacchettino, senza lanciare bombette, molto comodo, senza neanche clippare la canna. Infatti per 2-3 giorni non l'ho neanche clippata, adesso da ieri sto clippando, ma uno può anche non farlo, tanto peschi qua, lo sai circa dove vai a cadere. E ho visto che un metro più, un metro meno, un metro più a destra, un metro più a sinistra non cambia niente alla fine. Se becchi comunque quello scalino lì e dopo 2-3 giorni di pasturazione, che comunque fai un bel letto, se lo spot è buono il pesce mangia lo stesso, cioè non devi essere millimetrico, diciamo. Almeno qui in questa postazione, almeno negli spot dove sto pescando io. Sicuramente pescando verso destra, verso la boa, chi conosce la posta 4 qui a Cadelupi sa che c'è una boa, e lì davanti è buono. Infatti è lì dove c'è questa striscia di ghiaia
che fa tipo 7-8 metri d'acqua, e andando oltre questa striscia c'è più fondo, e stando più corti di questa striscia c'è più fondo, quindi vuol dire che c'è proprio una cresta che continua in mezzo al lago ed è sicuramente un ottimo spot. E niente, sono circa le 10 della mattina di giovedì, quindi del quarto giorno. Non so, avremo fatto una roba come 40 pesci e una cinquantina di partenze, più o meno. Non lo so ragazzi, perché comunque tanti pesci non li ho neanche ripresi, perché comunque sono sempre gli stessi. E vorrei un attimo farvi vedere i pesci un po' più carini, un po' più importanti. E quindi niente, insomma, dai, aspettiamo, c'è ancora tutto oggi e mezza giornata domani. Il tempo sembra reggere, sicuramente con questo tempo qui il pesce si muove. Quindi dai, aspettiamo che le boile si entrino in pastura, senza pasturare troppo oggi, dato che domani andiamo a casa, quindi vediamo di pasturare un po' meno e fare un pesce alla volta, senza fare un letto di 5 kg di boiles e poi aspettare nella notte, insomma, dai. Quindi un pesce alla volta, a ogni calata una pasturatina di 10-20 palline e aspettiamo il pescione. Sai, torno tra qualche giorno. Questa è la tigre. Ma carico. Andiamo in guadinata, è una reginotta, da come era partita sembrava qualcosa di diverso, però sicuramente è nata qui, guardate che bella, perfetta. E vabbè. Un gatto matto. Dai cazzo, sì. C'è un over, sarà 19 kg. Ragazzi, non era un pesce gatto. Direi proprio di no. 26. Ah! Dai! Dai raga! 24. Un bel toro. Nenno! Merda! Che bomba! Ah, che bomba raga! Che pescione cazzo! Che pescione! 24 con le aba, stessa canna dell'altra over, pazzesco. Buon raga, ultime clip in acqua. Che pescione, che pescione, che pescione, bello cazzo, bello cazzo. C'è un amur gigante, raga.
Dopo l'over abbiamo preso altri 3-4 pesci, rilasciati subito. Però anche questo è piccolino, però volevo farvelo vedere perché è davvero bello. Però vabbè, sicuramente scapperà subito. Però guardate che bel pesce. Vabbè, rilasciamolo. Che bello però, eh. Ci siamo ragazzi, doppietta. Bei pesci, bei pesci. Una bella doppietta abbiamo fatto. Ma che lunga. Che specchiona possente questa. Che pesce. Bello, eh. Combattimento della Madonna. Ci siamo raga, andiamo al rilascio. Questo specchione lungo. E che bocca. Che combattimenti. Partita missile anche lei. Ci siamo ragazzi, altri 100 pesci oggi. E mi sono entrati in pastura questi specchi qui. Questo ceppo così lungo, col testone, che tirano come dei tori, davvero. Che specchione. Sempre Aba, sempre a 40 metri qui dalla postazione. Che pesci. Bel pescione anche questo, davvero. Abbiamo preso il pesce più piccolo della sessione, sicuramente. Però guardate che bella che è ed è perfetta. Buongiorno dall'ultimo giorno. Sono le 7:30. Ora facciamo colazione, poi ricaliamo le canne e dobbiamo mettere a posto tutto. Ci siamo ragazzi, venerdì, ultimo giorno. Stanotte abbiamo fatto un paio di partenze ma perse, diciamo, e stamattina niente, siamo svegliati come le altre mattine, abbiamo ricalato, ripasturato, ma non si è mosso niente fino adesso che sono circa le 11, sono circa mezzogiorno. E abbiamo avuto già la terza partenza, ma 2 lo slamate. E adesso è arrivata lei, piccolina, la rilasciamo subito. Adesso ricaliamo e vediamo di prenderne altre e andare via contenti. Buon ragazzi, siamo arrivati praticamente alla fine di questa sessione di 5 giorni a Cadelupi. Un resoconto circa di 40-50 pesci, 3 over 20, una 17, una 15, anzi parecchie 15 e altri 30-35 pesci. No, direi di più, altri 40 pesci più piccoli. Abbiamo fatto 2 triplette, 2 doppiette, bellissimo ragazzi, bellissimo. Mi sono partiti circa 10 kg di boilers, quindi 10 kg di boilers e circa 3-4 kg di mais e pellet, quindi neanche così tanto, anzi per alcuni direi pochissimo, perché 10 kg in 5 giorni in alcuni posti, 10 kg ti partono in 2 giorni magari, quindi anche questo è una comodità, diciamo, tra virgolette. Pochi soldi, poco spazio, perché comunque avere due sacchi da 5 kg per fare 5 giorni non è così tanto spazio. E che dire, è venerdì, le 2 del pomeriggio, adesso con calma facciamo su tutto, tra circa un paio d'ore partiamo e le canne sono giù,
Oggi abbiamo smesso di pasturare perché comunque andiamo via, quindi non vogliamo sprecare boiles. E che dire, siamo contentissimi, siamo contentissimi. È stato un bel mix di cose, una bellissima pescata. Quindi adesso continuiamo a far su. Se non partono pesci grandi o pesci particolari, non sto neanche a tirar fuori di nuovo la camera, e ci vedremo sicuramente al prossimo video. Ovviamente tanti pesci non li abbiamo neanche ripresi perché erano fatti con lo stampino, e che dire, alla prossima.